mettetela diretta. Eccoci dunque in live per la sfida tra CUS Palermo e TF Club, categoria giovanissimi under 15 regionali. Tutto pronto per l'inizio della sfida. Il direttore di gara completa i preparativi, poi sarà CUS Palermo TF Club. Inizia in questo istante la partita. Il primo pallone gestito dalla formazione ospite che ci prova ad arrivare su questa palla. Ora l'avanzata sul settore di destra, il cross intercettato da Turci in fallo laterale per la TF, che dunque propone il primo attacco della partita. C'è il pallone controllato, poi allontanato dalle parti di Romano, poi c'è la chiusura, altro pallone giocato in avanti ma spazzato via per evitare guai. Lascia la ripartenza subito con Anzalone che serve Turci. Pallone ancora intercettato dagli uomini in maglia blu. C'è forse una spinta che il direttore di gara non ravvisa e allora si riparte ancora con Anzalone, costretto alla casacca per via della somiglianza cromatica con l'arbitro. Qui altra palla persa in costruzione dal CUS, che sta facendo un po' di fatica in questo primo minuto e mezzo a costruire qualcosa di interessante. Poi anche la TF spazza via il pallone e allora Sollena può dedicarsi all'allontanamento della sfera dopo i problemi occorsi a Di Benedetto nel corso del primo tempo. Riparte con D'Antoni il CUS, poi la Corte. Prima fiammata del numero 10 fermato in fallo laterale. D'Antoni con le mani, c'è la sponda che riesce a mortillare per la corsa di Romano. Romano però fermato. Ancora Romano arriva sul pallone e lo tiene, propone il cross, c'è una deviazione. Poi la Corte col sinistro cerca subito di fiondare verso la porta. Conclusione sul fondo.
riprende il gioco con la TF che cerca la costruzione dal basso. Qui rischia tantissimo, ma alla fine riesce a venire fuori da una situazione molto complicata. Battuta lunga con però la lettura in buon anticipo di Capitan Vitrano. E fallo laterale per l'ATF che può spingersi nuovamente in avanti, sta cercando di fare la partita. La squadra in completo blu che qui prova ad andare sulla corsia. Chiude D'Antoni, primo calcio d'angolo della partita. E tiro dalla bandierina che verrà eseguito da Caviglia. Breve lettura delle formazioni, colpo di testa alto sopra la traversa di Brusca. Formazione del CUS con Anzalone in porta, poi col numero 2 Lo Piccolo, con numero 3 D'Antoni, numero 4 Sollena, numero 5 Turci, numero 6 Vitrano, numero 7 Santoro, numero 8 Goua, numero 9 Mortillaro, numero 10 La Corte, numero 11 Romano. Risponde l'ATF con Polizzi in porta col numero 1, poi Mazzola col numero 2, Natale col numero 3, Grammatica col numero 4, Corrao col numero 5, Luna col numero 6, Brusca col numero 7, Barone il capitano col numero 8, Caffarelli col numero 9, Caviglia col numero 10, Valentino con il numero 11. La disposizione di mister Vittorietti. Mister Vittorietti, un giovane che sta emergendo molto bene, sulla scia anche del papà che ormai è diventato un pilastro, un caposaldo del calcio giovanile palermitano e siciliano. Ma intanto attenzione alla spinta sulla destra da parte di Brusca che propone al centro questo pallone, scorta qui Lo Piccolo, ma pallone ancora buono per l'ATF che batte un fallo laterale. Tanto c'è un giocatore del CUS a terra, credo si tratti di Romano, anzi si tratta di Turci che era salito in proiezione offensiva sulla palla precedente. Allora l'arbitro, il signor Castrovinci, ferma il gioco. Curiosità, Castrovinci, direttore di gara anche la scorsa settimana per la partita tra Vispalermo e Villabate degli Allievi. Intanto conclusione dalla distanza che si perde fuori da parte di Caviglia. Giornata che già da finire primaverile è un po' uno sforzo, considerando il sole cocente che anche oggi colpisce Palermo. Temperatura non troppo alta, ma considerando il periodo dell'anno è una temperatura accettabile. Qui intanto l'intervento su Caffarelli da parte di Turci, insiste però l'ATF con la palla messa in mezzo da Mazzola. Ancora Caffarelli che prova a liberarsi, ma è stretto nella morsa di Vitrano e di Turci. Poi qui buona la giocata di Luna che dribbla Mortillaro e propone in profondità. Buon inserimento da parte di Brusca che prova a passare in mezzo alle maglie difensive del CUS. Il fallo commesso ai danni di D'Antoni che chiude bene la diagonale e si prende un bel calcio di punizione. Stava un po' soffrendo, un po' in difficoltà. Il CUS si è salvato con il suo terzino sinistro. Oggi prende il posto di Casisa che non è neanche a disposizione. Turci, battuta lunga che però finisce direttamente sulla panchina della TF. Tanto battuta del fallo laterale all'indirizzo di Valentino che viene però fermato, per riesce con un guizzo a tornare indietro a recuperare. D'Antoni, il tocco di Sollena che poi di testa propone in avanti, poi il tentativo di spizzata da parte di Caffarelli. Turci lo blocca e allora si riparte con Anzalone
che propone per Vitrano. D'Antoni. Arriva Romano che taglia bene fuori sul suo avversario. Allunga Romano, inseguito e fermato poi. Tant'è che è scivolato di grammatica. Poi Vitrano ripropone in avanti ma sbaglia. Lancio di Barone, anche questo sbagliato. Sollena. Il tacco da parte di Santoro. Poi Mortillaro allunga la falcata. Mortillaro con i piedi. In questo caso Polizzi. Poi l'azione è ancora buona. Romano incrocia ancora. Polizzi. 2 volte chiamato in causa il portiere dell'ATF. Altra battuta lunga, qui a vuoto la difesa del Cus, allora può sprintare sulla destra Brusca, fermato dall'intervento di Turci, azione ancora buona, fermata poi dall'intervento di Vitrano che lancia in avanti. Romano ha spazio da aggredire, avanza Romano, Mortillaro taglia Santoro, posizione regolare, Santoro viene bruciato dalla diagonale di Natale che guadagna anche il calcio di punizione. Squadre che se dovessero allungarsi potrebbero rendere decisamente più avvincente questa partita. È vero, sono passati ancora 9 minuti e spicci, ma si tratta di squadre che non appena hanno spazi da occupare, da aggredire, possono fare male con i loro interpreti. Intanto battuta ancora lunga alla ricerca di Brusca che parte sul filo del fuorigioco. Brusca sull'esterno della rete. Primo tentativo di una certa importanza da parte dell'ATF, con Brusca che continua a muoversi, a galleggiare sulla linea del fuorigioco. Dicevo prima del cambio dei terzini, con Di Benedetto che è andato in panchina e con Casisa che non è a disposizione per il Cus. Cambiano anche altri 2 interpreti della formazione odierna del Cus rispetto a quella che ha battuto il Buonpastore, perché come avete potuto vedere c'è Santoro dal primo minuto al posto di Trapani. Santoro che è entrato molto bene in partita contro il Buonpastore domenica scorsa, e c'è anche la presenza in mezzo al campo di Anderson Gowa che si riprende il suo posto in mediana, posto che era suo nella passata stagione sotto la guida di Mister Renna. In panchina finisce Catanese che non ha demeritato comunque nella gara scorsa contro gli uomini di Mister Petrotta. Qui intanto il lancio in avanti all'indirizzo di Caffarelli, legge con netto anticipo la situazione Turci e appoggia su Anzalone. Lo Piccolo, mentre se ne sono andati i primi 11 minuti di partita, sempre parziale fermo sullo 0-0 qui al Santo Canale. Santoro col guizzo, palla per Mortillaro. Mortillaro in avanti, colpo di testa di Mazzola sui piedi di Gowa che avanza. Gowa, il dribbling, Gowa poi prova a piazzarla! È un gol splendido, quello di Anderson Gowa, che sblocca la partita del Santo Canale e porta in vantaggio il Cus Palermo. Una parabola straordinaria da parte di Gowa che porta avanti i suoi. 11 minuti e 25 secondi. Gran gol da parte di Gowa. Ho appena finito di parlare di lui e della suo rientro dal primo minuto. Rientro con gol. Intanto qui la Corte propone subito per Romano, cerca di battere il ferro finché è caldo il Cus Palermo. Chiusura in fallo laterale di Grammatica. Arriva ad Antoni a battere con le mani. Portillaro viene a prenderla, propone al centro, arriva Santoro con un pizzico di anticipo e allora può uscire senza problemi Polizzi. Polizzi va a lungo. Tocco per Valentino che si allarga, poi prende il centro il numero 11 che cambia gioco, passaggio non perfetto, poi spazza ad Antoni, diventa un tiro. Polizzi lo raggiunge senza problemi, dubito che fosse intenzione del numero 13 in tenuta rossa quello di calciare verso la porta.
fermo restando che Polizzi era abbondantemente e pericolosamente fuori dai pali. Qui intanto la giocata di Brusca che mette al centro, chiude Vitrano, arriva per primo sul pallone, propone Mazzola, allontana Turci, palla in fallo laterale, si rialza un po' a fatica D'Antoni, ma Brusca contro D'Antoni potrebbe essere il mismatch favorevole alla squadra di mister Vittorietti, che adesso ha un fallo laterale. Ancora una chiusura, altra rimessa un paio di metri più avanti, sempre per Ruggero Mazzola. La girata di Brusca allontanata da Turci, poi Romano prova a partire, viene subito fermato. Mazzola, la sterzata sul Romano che però protegge, guadagna il pallone, fallo avvisato contro il numero 2 dell'ATF. E allora D'Antoni con la corta che viene a prendersela e scambia con lui, c'è spazio per Gowa. Gowa sterza, vince il rimpallo, prova a liberarsi del pallone, non ci riesce, poi recupera su Brusca, alla fine arriva a mettere l'ultima parola Mazzola. Il pallone è rimasto in campo, Vitrano deve proteggerlo dall'arrivo di Caviglia che non riesce ad evitare il fallo di fondo, rinvio dal fondo, anche se il direttore di gara ordina la ripetizione del rinvio da parte del numero 1 del CUS Palermo. Vitrano, D'Antoni gioca subito per Romano che viene incontro, Romano prova a farla passare, ci riesce in qualche modo, ma non basta, il campo a sua disposizione, la palla finisce fuori. Allora Mazzola con le mani, colpo di testa di D'Antoni che però trova l'intervento di Corrao, palleggio e palla messa in area. Anzalone senza grossi problemi la fa sua, scade in questo istante il primo quarto d'ora, ci avviciniamo anche alla boa di metà primo tempo. Come vedete il CUS Palermo è in vantaggio dall'11° minuto grazie alla perla di Anderson Gowa. Gol nella preparazione e anche nella costruzione, oltre che nell'esito finale molto simile a quello realizzato dalla Corte, il primo realizzato contro il Buonpastore domenica scorsa. Romano prova ad andare contro Mazzola, propone al centro, c'è Mortillaro, stop e tiro, palla fuori, cerca anche di scaldare il suo piede il pivot del CUS. La battuta lunga intanto sempre in indirizzo di Brusca che scappa alle spalle di D'Antoni, prova a chiuderlo Vitrano, lo chiude Vitrano, calcio d'angolo. Continuano i problemi su quell'out per il CUS, già la quarta volta in cui D'Antoni viene scavalcato da Brusca. Brava l'ATF, bravo mister Vittorietti comunque a leggere la situazione, bravo anche Brusca a farsi trovare. Occhio al calcio d'angolo, Anzalone non benissimo poi in due tempi, la blocca, la fa sua e la gira subito a Santoro. 2 contro 3 però con la difesa dell'ATF che arretra e alla fine palla persa. Corrao, conclusione deviata sul pallone, prova ad avventarsi Caviglia ma c'è l'uscita in presa alta da parte di Giovanni Anzalone. Batte lunga Anzalone oltre la linea del centrocampo, pallone che gravita dalle parti di Mortillaro, anticipato dall'intervento di Luna, colpo di testa di La Corte, quello di Santoro a cercare Mortillaro che anticipa Corrao. Mortillaro resiste alla carica, Mortillaro tiene molto bene il pallone, poi prova a girarlo su Romano che arriva nonostante la partenza in ritardo alla meglio su Mazzola. Ancora Romano, duello a sportellate tra i due, poi Gowa, D'Antoni, Vitrano, Turci non prosegue il giro palla, decide di andare lungo per sfruttare la corsa di Lo Piccolo, anticipato da Luna. La palla giocata sulla sinistra da Natale che stringe il campo, torna indietro da Grammatica, esce uno dei due centrali di mister Vittorietti, poi la palla
a cercare Valentino, che viene però fermato. Santoro. Duello qui tra pesi piuma, tra il 7 in maglia rossa e l'11 in maglia blu. La corte. Sollena, ottima uscita, ottima costruzione del Cus. Gowa. Nel momento di Romano lo legge in anticipo Mazzola, ma ancora Gowa sulla seconda palla, anche se bravo Brusca, che poi subisce anche il fallo che l'arbitro fischia adesso, con Gowa che ha fermato con le cattive il numero 7 Maurizio Brusca. Barone la gioca all'indietro, Grammatica va a lungo. La palla passa ancora per Brusca. Brusca fermato da D'Antoni. Ancora Brusca fermato da Vitrano. Nuovamente la spina nel fianco della difesa cussina porta la maglia numero 7. E occhio al calcio d'angolo. Caviglia sul punto di battuta. Palla in mezzo, colpo di testa a mettere fuori. Poi Corrao la gira ancora su Caviglia. Il cross, Anzalone senza problemi, tutto solo, la blocca. Vitrano. D'Antoni sbaglia. Anche un po' sfiduciato forse D'Antoni. Chiaramente non un compito facile per lui affrontare Brusca. D'Antoni che qui interviene bene di testa, concedendo solo un altro fallo laterale a Mazzola. C'è la sponda, poi ancora Mazzola che propone il cross, arriva Lo Piccolo, ancora Lo Piccolo su Valentino che però ha un guizzo e recupera. Barone, il lancio, l'anticipo di Vitrano, gli va a sbattere addosso Caffarelli. Poi Romano subisce l'entrata fallosa, ancora Romano che resiste, sempre Romano la tiene, si rialza, la palla finisce fuori, rimessa TF. Si è rialzato Caffarelli intanto, che è andato a sbattere letteralmente su Vitrano, che lo ha anticipato nel gioco aereo. Bene qui D'Antoni in chiusura. Grammatica, il tocco per Luna che la gira in qualche modo e trova Barone. Natale avanza, la Corte su di lui, ancora Natale, fallo di La Corte, punizione per l'ATF che insegue nel punteggio. Per chi si fosse collegato soltanto adesso al canale YouTube di Sportisili, 1-0 Cus Palermo, la firma di Anderson Gowa all'11° con un gran tiro dalla distanza con il piede destro. Ricordo che nel pomeriggio, sempre a proposito di Cus, completeremo il nostro weekend con la diretta del match tra Cus Palermo e Leonfortese, valido per la 7ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Ancora una volta qui dal Santo Canale che per il momento, intanto Mortillaro col tiro che si spegne fuori. Santo Canale di Tommaso Natale che per il momento è la casa temporanea del Cus Palermo, terminata l'operazione di risemina del terreno di gioco del centro universitario sportivo di Via Altofonte. A breve, comunque in questi primi giorni della settimana, i test, poi verranno tirate ovviamente le righe, mentre qui intanto attenzione a Santoro che sguscia alla difesa, c'è l'uscita perfetta nei tempi da parte di Polizzi. Vitrano appoggia ad Anzalone e allora riparte dalle retrovie il Cus Palermo con Turci. D'Antoni intercettato da Brusca. Con le mani D'Antoni all'indirizzo di Vitrano. Turci. Avanza Turci che vede adesso Lo Piccolo. Lo Piccolo scarta verso l'interno, evita il primo avversario, non il secondo.
Palleggiano a centrocampo i ragazzi dell'ATF con Natale, il tocco per Valentino. Luna per la palla girata da Corrao all'indirizzo di Mazzola. Brusca, ancora Mazzola, poi Caffarelli, vede nuovamente Brusca, lo serve, la palla messa al centro, allontanata però la Corte. Riesce a giocarla bene, la palla finisce in fallo laterale. La battuta del fallo laterale per Mazzola, poi allontanata ancora da D'Antoni, che sta prendendo confidenza dopo un inizio non semplice. La battuta di Mazzola, poi il tacco da parte di Caviglia all'indirizzo di Brusca. Brusca, conclusione tentata di prima da Caffarelli, che aveva tutto il tempo di controllare. Turci, ultimi 10 minuti del primo tempo in arrivo, si è un po' stabilizzata la situazione dopo il gol di Gowa, con il Cus che sta riuscendo a non lasciare spazi, con l'ATF che cerca invece di costruire qualcosa di buono, e lo fa ancora una volta sulla solita asse. Mazzola, Brusca, interviene però Vitrano, che questa volta parte in anticipo per dare una mano a D'Antoni. Turci, lo piccolo, poi Sollen, ancora lo piccolo, riesce a resistere il terzino destro di Mister Perrone. Vitrano, battuta lunga di Vitrano, Romano si va a scavalcare al pallone, lo chiude Grammatica in fallo laterale. C'è un cambio, esce proprio Grammatica, che lascia il posto a Dautilia, maglia numero 19, cambio presumibilmente forzato per Mister Vittorietti. Romano, ripreso il gioco, Romano non riesce a passare, poi D'Antoni propone questa palla lunga, Polizzi la fa senza problemi, con piccoli cambiamenti a livello tattico. Tanto attenzione alla palla persa. Santoro converge, il sinistro di Santoro, smanaccia in calcio d'angolo Polizzi, si riaccende Santoro, si riaccende il Cus. Otto più recupera alla fine, battuto corto l'angolo dalla Corte. Santoro, finta di corpo, ancora Santoro, sinistro, questa volta sul primo palo. Più semplice l'intervento per Santoro. Battuta lunga. Qui con una mano lo piccolo, l'arbitro non se ne avvede. Il cambio tattico abbastanza importante adesso per l'ATF. Palla persa intanto da Caviglia, e allora Gowa per Santoro. Stringe il campo il numero 7, che dribbla un paio di avversari, tocca alla Corte. La Corte va a sbattere sul muro in maglia blu, e allora può spingere Brusca alla ripartenza. Brusca fermato, con l'arbitro che fischia. Da capire se ha fischiato fallo o se ha interrotto il gioco, perché ci sono 3 ragazzi a terra. C'è a terra Turci che ha effettuato l'entrata, c'è a terra Brusca che è stato fermato
apparentemente in maniera regolare, a terra anche Goua. Travolto, qui l'arbitro forse punisce ed è anche comprensibile la pericolosità, ovviamente involontaria, dell'intervento da parte di Manuel Turci. Tant'è che, non riscontrando nessuna volontarietà, ovviamente non c'è stato nemmeno provvedimento disciplinare ai danni di uno dei due centrali di Casa Cuspalermo. C'è la battuta della punizione con la palla che arriva in porta, la blocca il Sarobene Anzalone sul tentativo di caviglia. Turci. Santoro cerca di sfuggire a Barone. Adesso Barone si è messo in posizione di terzino sinistro con Natale che è passato centrale e Dautilia che inevitabilmente gioca in posizione un po' più avanzata. È un cambio che sulla carta è un cambio offensivo per mister Vittorietti. Vediamo come si sviluppa l'azione intanto con Caviglia, cercato proprio Dautilia che evita l'intervento di Lo Piccolo, poi perde l'equilibrio, non può lasciarla scorrere fuori Lo Piccolo che qui si prende un rischio. Vitrano però gestisce bene la situazione. Lo Piccolo, e poi fallo laterale guadagnato dall'ATF. Tanto manda a scaldare tutta la panchina mister Perrone, evidentemente non soddisfatto della situazione, e il direttore di gara che fischia un calcio di punizione dal limite praticamente dell'area di rigore, dallo spigolo sinistro per chi attacca, destro per chi difende dell'area di rigore. Calcio di punizione da seguire con grande attenzione. Sul pallone si è portato Brusca. No, Brusca è al centro dell'area di rigore. C'è la battuta sul secondo palo che si perde fuori. Dunque sfuma. Questa opportunità dopo il tentativo di Corrao dallo spigolo, potenzialmente pericolosa, con una conclusione troppo potente oltre che imprecisa. Vitrano sbaglia il disimpegno. Brusca prova a saltarlo, poi Corrao, altra giocata sbilenca. Rinvio dal fondo, giocato corto sullo Piccolo. Ultimi 3 minuti in arrivo. La Corte qui recupera palla, cerca di passare in mezzo a due, ci riesce. Gran giocata della Corte che spezza il raddoppio, poi il suo passaggio viene intercettato. Sollena per Goua, può avanzare l'autore del gol che sta decidendo la partita. D'Antoni sbaglia il tocco e consente la ripartenza qui a Caviglia. Prova a premiare la corsa di Brusca. Brusca brucia D'Antoni, Brusca entra in area, propone al centro, Caffarelli chiuso dall'intervento di Lo Piccolo. Continua l'azione, anche Dautilia viene fermato da Lo Piccolo ed evita il calcio d'angolo, in questo caso Anzalone.
colpo di testa di Valentino, poi prova a girarla senza successo Caviglia. La Corte, l'ottimo tagliafuori da parte di Valentino che cerca di passare, passa anche su D'Antoni, bella giocata di Valentino, Vitrano in chiusura, guadagna anche fallo laterale. E allora rimessa con le mani per il Cus. D'Antoni, lungolinea, Romano non arriva, chiude ancora Mazzola, poi la tiene in campo Brusca, l'aveva tenuta in campo la prima volta, non la seconda. Romano, D'Antoni, cerca di giocarla a chiusura da parte di Natale, poi cerca di ricostruire il Cus con Sollena. Santoro prova a correre, Luna insieme a Natale riescono a chiudere e poi si accontenta del fallo laterale. Mortillaro, è in corso l'ultimo minuto. Con Lo Piccolo che decide di ricominciare da Turci, controllo e palla proposta in area di rigore. Non un granché questa giocata. Si riparte alle retrovie con Natale che apre su Barone. L'avanzata di Valentino, chiuso dalla Corte, fallo laterale per la TF. Caviglia. Cambia gioco all'indirizzo di Brusca, questa volta D'Antoni c'è e anticipa. Romano prova a passare su Mazzola, poi D'Antoni prova a dargli una mano ma non riesce a farlo. Corrao lungo verso Caffarelli, sportellate con Turci, l'arbitro non punisce nessuno dei due. E allora Vitrano per Lo Piccolo, scaduto al 35esimo, direttore di gara che non ha ancora indicato il tempo di recupero. Arriva adesso, quasi su richiesta del sottoscritto, un minuto di extra time qui al Santo Canale. Romano fermato ancora una volta a Mazzola, subentra Gowa, nuovamente Romano, chiuso questa volta a Brusca. La Corte, arpiona il pallone. D'Antoni bruciato ancora da Brusca e ci vuole nuovamente Vitrano, è il leitmotiv della partita offensiva dell'ATF questo. Romano si propone in proiezione offensiva Vitrano, poi Romano in area, Romano salta un avversario, Romano a tu per tu con Polizzi, chiuso al momento di calciare e non riesce a trasformare questa palla gol gigante. Romano, il primo guizzo della sua partita. Gowa, Sollena, Santoro, Mortillaro anticipato per il direttore di gara, basta così per il primo tempo. 1-0 Cus Palermo sulla TF dopo i primi 35 minuti di gioco. Sta decidendo il gran tiro di Anderson Gowa al minuto 11. Primo tempo abbastanza intenso, ma che per il momento premia chi di fatto ha trovato la porta per primo, ovvero sia la squadra di Mister Perrone. Noi restiamo ovviamente live qui dal Santo Canale, vi proponiamo come di consueto alcune clip di nostra produzione, partendo senza dubbio da una clip molto speciale per la redazione di Sportisili. Ne approfitto per ricordarvi di seguire Sportisili ovviamente sul sito www.sportisili.it, oltre che sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e da questa settimana anche su TikTok. Intanto vi lasciamo alle nostre clip, ma restate con noi. Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, buon pomeriggio e ben trovati dal Centro Sportivo Santo Canale di Palermo. In campo Vis Palermo e Villa Abate, gara valida per il campionato allievi regionali Under 17 Girone B. La palla è il Villa Abate con questo cross al centro, proprio Russi in uscita non perfetta, e poi l'occasione divorata da D'Ambrogio dopo veramente pochissimi secondi.
La battuta con le mani intanto di De Giorgi, pallone che rimane in area, c'è il tentativo di Lonardi che poi va addirittura in sforbiciata. La palla si perde fuori non di molto, occasione anche per la Vis. Costa alle spalle, Costa. E Villabate che riesce a uscire con Cannia che però perde palla e c'è il gol dell'1-0 da parte della Vis. È stato Visconti ad approfittare di un errore abbastanza clamoroso anche da parte dei giocatori del Villabate e allora si sblocca la partita del Santo Canale. 3 minuti e mezzo e 1-0. Può avanzare il numero 8 del Villabate che allarga poi sul settore di sinistra dove agisce proprio Zora. Conclusione, palla fuori non di molto, ci ha provato Zora. Passaggi tra i due, lancio, la palla però viene agganciata. Attenzione all'opportunità per il Villabate che pareggia subito con Arrigo, bravissimo qui a controllare il pallone e a presentarsi a tu per tu con il portiere avversario. 1-1 dopo 9 minuti, già 2 gol. La palla lunga verso l'area di rigore, il colpo di testa a rimettere il pallone al centro, poi la conclusione che si perde fuori, ancora Visconti, poi Cannia. L'apertura a destra su Arrigo che sta svariando, prima a sinistra va a destra, allunga la falcata, mette al centro il pallone per il piazzato da parte di Cannia, alto, non di molto, sembrava fermo Russo. Tocco per Arena che si fa stoppare il lancio, l'attenzione a D'Ambrogio che si invola verso l'area. D'Ambrogio con il tocco, smanacciato in calcio d'angolo dal grande volo da parte di Russo che indossa la maglia numero 9 di anche il capitano della squadra giallonera, che qui intanto subisce l'avanzata della Vis con la palla messa al centro. Visconti sopra la traversa dopo la bellissima giocata da parte di Livigni, chance in apertura di ripresa per la Vis e Ignoffo. Mentre intanto occhio alla palla messa al centro, la deviazione, c'è D'Ambrogio, c'è il miracolo del portiere e poi non riesce D'Ambrogio nella correzione, ad un passo dal gol anche il Villabate che pubblicheremo nelle prossime ore sul nostro canale YouTube. Mentre intanto attenzione all'avanzata dall'altra parte, c'è la giocata di Zora che dribbla, ancora Zora, serie di finte, fa fuori anche il secondo, calcio di rigore, calcio di rigore. Adesso sembra essere tutto pronto, D'Ambrogio contro Russo, fischia l'arbitro. Parte D'Ambrogio con il destro, spiazzato Russo, il sorpasso del Villabate, 7,5 nel secondo tempo, segna Capitan D'Ambrogio. La Vis con questa giocata, e ora occhio alla battuta dalla bandierina, con Livigni alla battuta, pallone sul primo palo, di testa De Giorgi, di pochissimo fuori, il 2 che stava per segnare il 2-2. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, parte Cannia, giro, traversa per la palla, diventa buona per D'Ambrogio che non riesce a calciare per l'ottima posizione di Russo. La battuta arriva praticamente in area piccola, colpo di testa di Mazzola, poi Zappavigna in anticipo. Il cross di De Giorgi, colpo di testa, ancora a mettere fuori Visconti, il palo! È legno da una parte e legno dall'altra, questa volta colpisce Visconti. Ad un passo dal pari la Vis apre il compasso, palla sulla sinistra che passa per una deviazione. Leonardi prova a farla passare, il controllo di Livigni che alza il campanile verso l'area, la palla arriva a De Luca che è defilato, la mette al centro, deviazione, bravissimo, ancora Arduino. Arena, tocco per De Giorgi che la porta a spasso, torna ad Arena che ha spazio per avanzare in profondità a cercare De Luca, anzi è Livigni che calcia sul fondo di niente. Livigni ancora vicinissimo al gol del 2-0, anzi al gol del 2-2 ovviamente. Arrigo prova a passare, allunga in velocità, Arrigo salta anche un altro avversario, Arrigo a tu per tu col portiere, lo salta Arrigo, si è fatto tutto il campo Arrigo e il gol del 3-1 a 20 dalla fine. Strappo importante da parte del Villabate che per la prima volta si porta sul +2. Ancora Costa, cambio di gioco dall'altra parte con l'avanzata di Adelfio che mette al centro il pallone, il controllo, spalla alla porta, poi il tentativo di Costa, altro palo e poi
non riesce a ribadirla in rete Adelfio. Doppia, gigantesca palla per la Vis per riaprire il match. Arrigo per Ferrara che si invola. Ferrara col tocco. Piano piano, ma quanto basta? Ed è 4-1 per il Villabate che adesso sì, anche se siamo in pieno recupero, mette la parola fine sulla partita. Ed è finita, il direttore di gara pone fine alla partita in trionfo per il Villabate, 4-1 sulla Vis Palermo. Amici di Sportisidi, appassionati di calcio giovanile, ben trovati dal centro sportivo Santo Canale di Palermo. Di fronte le formazioni di CUS Palermo e Buon Pastore per la gara valida per il campionato regionale giovanissimi under 15 girone B, già battuto dal Buon Pastore. Puccio lancia in avanti, il colpo di testa a mettere fuori Di Benedetto, però sui piedi di Lombardo con la conclusione parata in due tempi da Anzalone. Qui intanto la palla lunga per la corsa di Romano. Romano evita un avversario, Romano col destro, palla fuori non di molto e arriva adesso il primo squillo del CUS Palermo con Romano alla ricerca di Trapani. Trapani riesce a scaricarla nonostante l'intervento di Tarantino, poi Catanese, la Corte, finta il tiro, sempre la Corte, sinistro sul fondo, non di molto, ancora Lampi di Cristian Lacorte e subentra Catanese, tocco largo per Romano, 1 contro 1 con lo bianco. Romano allunga la falcata, mette al centro il pallone, il tocco di Trapani, fuori di nulla, ancora ad un passo dal gol il CUS. Mortillaro ma viene anticipato da Cordova, allora attenzione a Monte che si butta nello spazio. Monte a tu per tu con Anzalone che lo ipnotizza, grande intervento di Anzalone che è rimasto anche a terra. Tanto occhio ancora al tiro dalla bandierina per il CUS, il secondo in questo avvio di secondo tempo. Lo batte la Corte, traiettoria tesa, colpo di testa di Trapani e il miracolo di Romano sulla traversa. Subito vanno a congratularsi i compagni con lui. Battuta di La Corte sul cuore dell'area di rigore, c'è un tocco forse con una mano reclamato dai giocatori del CUS, poi la parata ancora di Romano su Vitrano che si sta ergendo a grande protagonista, il portiere del Buon Pastore. Mortillaro, poi la palla che arriva dalle parti di Tarantino che la perde, allora attenzione a Mortillaro, il tocco per Romano, Romano incrocia, palla sul fondo e altra occasione che se ne va per il CUS, la terza in 5 minuti e mezzo. Occhio all'avanzata di Alaimo, lo bianco fermato, ancora Alaimo al limite, il sinistro, la parata da parte di Anzalone. La palla allargata a Santoro, posizione regolare, Santoro può andare sul fondo, il dribbling secco, Santoro in aria, La Corte! L'1-0 del CUS, la firma di Cristian La Corte, gran gol da parte del numero 10 che dunque sblocca la partita su un assist ottimo da parte di Santoro. Avanti il CUS Palermo, la battuta lunga, Moglie col tiro, la palla di poco fuori, ha provato l'effetto sorpresa, per poco non gli è riuscito. Vetrano, il dribbling, ancora Vetrano, si sposta la palla sul sinistro, poi vede l'avanzata di Gowa in area, il dribbling di Gowa che non riesce a passare, poi La Corte in mezzo a due, La Corte sinistro, ancora La Corte, il gol del 2-0, un'altra perla da parte del numero 10, palombella beffarda a scavalcare Romano e a 3 dalla fine il CUS allunga, ma ancora attacco vivo con Lo Piccolo col cross, la palla che arriva in mezzo, Santoro la gira, la parata da parte di Romano che rimane fermo e la blocca. Colpo di testa intanto con la palla messa in mezzo, il tocco sotto misura e segna il Buon Pastore con il gol che riduce le distanze tra le squadre proprio allo scadere del 70° minuto. Il gol del 2-1 da parte della squadra ospite porta la firma di Buttitta.
Batte lungo su Moglie, posizione regolare perché è rimasto molto basso Tarantino. E allora Moglie prova a tenerla, poi va in dribbling su Tarantino. Ancora Moglie converge. Moglie sinistro, ribattuto, forse con un braccio. Ancora Moglie! Il secondo è quello buono e Kevin Moglie questa volta la chiude definitivamente. La rete del 3-1. Qui Mortillaro incrocia col destro e la palla che si perde di pochissimo fuori. E subito occasione per il Cus. Dicevo che sono stati dei cambi da entrambe le parti dopo l'intervallo, con il Cus che ha cambiato due pedine, ha tolto D'Antoni sostituendolo con Di Benedetto con la maglia numero 18 e ha tolto La Corte sostituendolo con Moglie che gioca con la maglia numero 20. Dall'altra parte invece è uscito Caffarelli con la maglia numero 9 ed è entrato Filicicchia con la maglia numero 18, quindi due cambi per parte se consideriamo che intanto qui c'è il fallo su Di Benedetto. Commesso da Brusca, dicevo due cambi per parte se consideriamo che nel primo tempo è uscito Grammatica e al suo posto è entrato Dautilia. Vai, forte sta, forte sta! Ancora sta! Siamo troppo distanti, raga. Vitrano supera il centrocampo, palla al piede, cerca di suggerire per Moglia ma il passaggio è troppo lungo. Filicicchia insegue il pallone, lo anticipa Turci, Filicicchia però capisce le intenzioni dell'avversario, evita anche l'intervento di Vitrano, poi Gowa lo ferma. Moglie in gol 7 giorni fa, come avete visto nella clip anche trasmessa all'intervallo, contro il Buonpasto, del gol che ha sigillato la vittoria del Cus. Intanto fuori gioco. Gabri, qua. Turci per Gowa. Mortillaro riesce con la sponda col tacco a servire Romano, il cross però non è dei migliori e allora Luna può appoggiare al portiere Polizzi. Vai Mauro, ci arrivi, ma! Arriva per primo Di Benedetto. Gowa di prima, il controllo di Valentino, poi Moglie prova a mettere il piede ma viene anticipato. Vitrano di testa su Caviglia che evita molto bene Sollena. Può avanzare il 10 dell'ATF. Ancora Caviglia, cerca spazio per un tiro, per un passaggio, gli nega tutto però Manuel Turci. Santoro controlla a seguire la chiusura di Barone, poi prende una manata involontaria sul volto dal capitano della TF. Va subito a vedere le condizioni del suo avversario. Altro cambio per il Cus intanto, con l'uscita di quello che attualmente è il match winner della partita, un po' zoppicante, Anderson Gowa. E l'ingresso di quello che è il suo backup, come si dice in questi casi, ovvero sia Catanese. I due si alternano sempre, o comunque molto spesso, nel ruolo di centrocampista davanti alla difesa.
Il fallo laterale per Capitan Barone, si è ripreso dalla botta Santoro. Colpo di testa di Catanese, quello di Moglie, Mortillaro. Mortillaro riesce a servire sulla corsa Romano, Romano sterza, Romano l'appoggio, Santoro, poteva starci anche il tiro da parte di Romano che ha perso l'attimo buono. Santoro riesce a passare, fuori gioco di Mortillaro. Giustamente dalla panchina esortano Romano a calciare, era una buona chance per il tiro, fallo di Moglie intanto. C'è la punizione per l'ATF nella metà campo del CUS, trascorsi i primi 6 minuti di gioco. C'è ancora una vita da giocare qui al centro sportivo Santo Canale di Palermo. Non controlla bene Santoro, subentra Solena che recupera. Santoro prova ad inseguire la sfera, lo anticipa però molto bene Valentino che subisce il fallo. Si gioca subito, Barone. Qui Filicicchia non riesce a indirizzare, Catanese serve Moglie, la corsa di Santoro, fuori gioco. Batti veloce, Nati, batti veloce. E Barone che va con le mani. Corrao. Lancio lungo, il colpo di testa di Benedetto che scavalca una linea, poi arriva Valentino, il tocco per Caviglia. Caviglia in zona di sparo, infatti ci prova, conclusione però debole e centrale. Parata da Anzalone senza alcun problema. Gioca corto il CUS. Passa adesso il centrocampo, il pallone ma lo perde il CUS. Corrao cerca questa palombella sulla quale interviene Vitrano. Ancora Corrao, il controllo chiuso però da Solena. Moglie prova ad arrivare per primo, sprigiona i suoi cavalli Kevin Moglie che accelera, si propone Santoro, la palla è proprio sulla corsa per il numero 7, lo anticipa però in uscita Polizzi. E allora può avanzare l'ATF con Barone. Controllo orientato di Valentino, poi la palla a Corrao. Qui bene Brusca, Caviglia, voleva il pallone di ritorno Brusca, arriva ma troppo violento, non ci arriva. Pur impegnandosi il numero 7 dell'ATF. Vai, Salvo. Come vi ho ricordato anche in chiusura di primo tempo, non si fermano gli appuntamenti in diretta targati Sportisili. Ricordo che trasmetteremo sempre qui dal Santo Canale tra qualche ora, a partire dalle 16, la partita tra il CUS Palermo e la Leon Fortese, valida per la 7ª giornata del girone A di eccellenza. Vedremo se la squadra di Mister Colombo tornerà a vincere dopo i primi successi nelle prime due giornate, o se arriverà invece l'acuto per la squadra di Mister Sebi Catania. Tanto palla restituita dall'ATF a Luna. Polizzi batte più lungo che può, la palla si ferma davanti alla panchina di Mister Perrone, con Di Benedetto che ha cercato l'intervento ma ha concesso fallo laterale agli avversari. Vitrano
Di testa Sollena. Poi di testa in qualche modo prova a intervenire Romano. Vitrano con un intervento non bello stilisticamente per concedere fallo laterale. La battuta verso il lato corto dell'area di rigore, poi il cross. Filicicchia di testa all'uscita di Anzalone che non la fa rimbalzare e fa bene. Superati i primi 10 del secondo tempo. Batte Anzalone. Santoro sente un piccolo sgambetto, riesce a giocarla. Poi Catanese. Catanese col tocco e con il calcio di punizione. La punizione è battuta da Luna addosso a Mortillaro. Ancora il numero 6 che tocca su Natale, impreciso il suo tocco. Sollena salta un avversario, vede il movimento di Santoro, prova a premiarlo Santoro. Polizzi però lo aspetta lì. Romano, il triangolo che si chiude con Valentino, poi Filicicchia a contatto con Turci. Caviglia, lo scambio tra Caviglia e Brusca, ancora Caviglia. Corrao con la palla, vediamo tra un tiro e un assist. Palla fuori, ci atterra Turci. Ci penso io, ok? Basta, ci penso io. A posto la devi mettere. Dai, rimessa al fondo, Salvo. Rimessa al fondo, non la dare a lui. Mettila rimessa al fondo, posizionala. Ok? Vieni dopo, ok? Senti. No, mi devi guardare, Sto guardando te, ok? Perfetto. Basta, che uscire. Devo uscire. Recupera! Olena, abbassati che è fuori Torci. Tanto cambia ancora Mister Perrone con l'ingresso di Trapani al posto di Romano. Signore! Signore! Siamo io! Che cazzo però, dai, oh! Tanto qui Moie con la giocata in profondità su Santoro, posizione regolare, ma la palla non viene controllata. Palla che prende velocità sul terreno di gioco, quasi come se facesse attrito sul terreno del Santo Canale. Qui per la terza volta Santoro si era buttato nello spazio ma non ha raggiunto la sfera. Qui la bella giocata di Barone. Filicicchia con la sponda e questa volta funziona. Valentino, tocco per Caviglia che può andare in avascoperta. Caviglia se l'allunga troppo, allora Di Benedetto a sua volta con recupero. Servizio per Trapani, prima palla della sua partita. Trapani, lo strappo sulla sinistra, poi sterza. Ancora Trapani, serie di finte, va sul fondo, propone al centro. Chiude Natale in rimessa con le mani. E Di Benedetto. Qui la chiusura sulla testa di Catanese che però non colpisce bene e propizia la ripartenza, anche se c'è ancora un tocco troppo forte. E allora Catanese sbaglia. Dai Manu, testa alta Manu! Rimessa a TF davanti alla panchina del CUS con Mazzola, prolunga di testa all'indirizzo di Caviglia che mette al centro verso Dautilia. Esce Anzalone.
Anzalone, la battuta lunga con le mani. Scavalcato Moie, scavalcato Mortillaro. Moie poi arriva. Moie attende arriva i compagni, prova a scucchiaiare, c'è un tocco col braccio, non visto dall'arbitro che era lì. Filicicchia, poi il lancio lungo sbagliato da Corrao e allora Vitrano. La sponda di Catanese su Di Benedetto. Azzarda un dribbling e perde palla il terzino. E allora Brusca. Filicicchia. Si chiude il triangolo. Brusca sul fondo. Mette al centro. Dautilia. Chiuso. Dalo Piccolo che alza il muro. E dice da qui non si passa. Però bella azione da parte dell'ATF. Che qui non riesce nella giocata. E allora Anzalone controlla la sfera, la fa sua. Ultimi 20 minuti in corso. Batte lungo Anzalone. Mortillaro scavalcato. Poi colpisce male Luna. E allora Moie avanza. Palla in profondità. Santoro ancora in fuorigioco. Qui pallone recuperato da Catanese, c'è forse un fallo di Corrao, l'arbitro lascia correre. Qui intanto avanza l'ATF con Caviglia, tentativo velleitario. Il direttore di gara corre verso mister Perrone. Qui proteste da una parte e proteste dall'altra. Mister Perrone è stato anche ammonito per le sue lamentele, a mio parere legittime, per il contatto di prima tra Catanese e Corrao. D'altra parte mister Vittorietti chiede maggiore rapidità e meno tempi morti, e quindi maggiore polso da parte dell'arbitro. Sollena, intercetto da parte di Dautilia. Poi prova ad uscire con Corrao l'ATF, sponda di Filicicchia per la corsa di Dautilia. Turci scorta, poi calcia ma viene fermato. Allora attenzione a Filicicchia, arriva Caviglia, l'intervento di Sollena, poi ancora attacco vivo per l'ATF. Dautilia, il cambio di gioco, non riesce il controllo a Brusca. Brusca però arriva sulla seconda palla, il tocco all'indietro per il cross di Corrao, la fa scorrere Anzalone, che poi la scorta anche fuori dall'area di rigore, guadagna rinvio dal fondo. Dai Ale, non così, dai! Gabri concentrato, ti prego di stare compatto, poi è qua! Intanto c'è un cambio nel CUS, entra De Carli, esce Turci. Minuti, quasi 19 scaduti nel corso del secondo tempo. Può riprendere il gioco. Sollena. La palla a cercare Santoro che arriva. Chiude però Barone, giocata un po' eccessiva da parte di Santoro. Corrao alza questo campanile che viene intercettato di testa di Benedetto, poi arriva per primo con grande astuzia Trapani, la palla in profondità all'indirizzo di Moie, posizione regolare, controllo sbagliato da parte di Kevin Moie. Qui l'anticipo da parte di Dautilia, l'avanzata
da parte di Valentino, rimontato da Mortillaro. Poi arriva Catanese, Trapani, l'intervento, si gioca Trapani in campo aperto, c'è Mortillaro al limite, Trapani avanza, serie di finte di Trapani, torna sul sinistro, ancora Trapani, tiro, ribattuto, calcio d'angolo. Cus che può provare a sfruttare queste giocate, queste uscite in ripartenza, con Trapani e Moglie che hanno gambe, hanno fisico per correre in contropiede. È proprio Moglie che va alla battuta del calcio d'angolo. 20 minuti 30 secondi, quindi poco meno di un quarto d'ora alla fine. Battuta corta da Moglie su Santoro. Moglie rientrato dal fuorigioco, ancora Moglie, se la porta sul destro, la piazza, la palla non esce di molto, lui che è mancino puro ci ha provato lo stesso. La battuta lunga, controllo di Filicicchia che allarga su Caviglia, può avanzare il 10 in profondità per la corsa di Brusca che si muove tra i difensori avversari, chiude Di Benedetto e appoggia su Anzalone che qui rischia. Di Benedetto la spazza più lontano che può, Caviglia col controllo, il tocco per Brusca, Corrao con la palla messa al centro da Utilia, il miracolo di Anzalone a tenere avanti il Cus, grandissima parata questa, e Cus che cerca di ripartire con Moglie interviene l'arbitro in maniera involontaria e sarà palla scodellata per il Cus. Ma che intervento di Anzalone, ma che giocata anche dell'ATF con Corrao che ha messo una palla perfetta per Autilia, il quale di più non poteva fare. Corrao scavalca l'intervento di Vitrano in fallo laterale. Brusca non riesce a tenerla, rimessa per il Cus. Qui sbaglia il tocco Catanese. Vitrano prova ad arrivare, viene aiutato da De Carli che però sbaglia l'uscita. Per sua fortuna la palla poi arriva dalle parti di Anzalone che può far salire i compagni. Cercato Moglie, a vuoto tutti, poi Barone alla meglio su Santoro, si strattonano i due, l'arbitro premia il capitano dell'ATF. Qui Luna rischia, arriva Trapani, la recupera, Moglie arriva con un attimo di ritardo, a vuoto Natale, un po' di confusione, mette ordine Barone. Corrao, ancora di prima, lo piccolo con l'anticipo, con lancio lungo, poi verso Santoro, legge in anticipo Barone, gli dà una mano anche Luna, che chiude la diagonale, recupera ed esce palla al piede. Ancora Luna, va via ad un altro avversario, poi allarga sulla corsa di Dautilia, la chiusura di De Carli. Andrà con le mani Valentino. Dautilia prova a passare, anzi trattava di Filicicchia. Altra rimessa, sempre per Valentino. Filicicchia. Barone non trova compagni. Prova ad andare palla al piede rischiando anche qualcosa in uscita Trapani. Trapani vince anche un rimpallo, prova ad allungare la falcata, tira giù Brusca. Si riparte da Polizzi e insorta la panchina del Cus
su questo fischio. Sollena cerca Catanese che viene anticipato dal solito Corrao, poi Vitrano, bene in uscita, Lo Piccolo non rischia, va da Anzalone. Sono per iniziare gli ultimi 10 minuti di questa partita, ovviamente più un recupero che sarà decisivo. Moie intanto per Santoro, fuori gioco dalla panchina, invitano Moie ad andare in percussione solitaria, c'era lo spazio. Di testa Brusca per Caviglia, il cross di Caviglia, bene, questa volta Lo Piccolo di testa. Vediamo chi arriva per primo Sollena che si scontra con Valentino, l'arbitro lascia giocare. Moie cambia gioco, Trapani all'1 contro 1, evita Mazzola, poi passa dal centro, viene chiuso il suo passaggio, Catanese alimenta, Moie chiuso, poi Catanese cerca di allargare per Moie, bravissimo Barone ad evitare anche l'intervento di Sollena, poi la gira Dautilia, subentra Valentino, allora attenzione a Dautilia, c'è spazio per la ripartenza dell'ATF. Dautilia con il tocco per Firicicchia che non punta la porta, però la punta adesso che è tutto chiuso. Scarico indietro per Caviglia, il destro svirgolato, può arrivare Brusca che propone il cross, palla direttamente sul fondo con deviazione e quindi con calcio d'angolo. C'è il calcio d'angolo, pallone che arriva, Brusca non riesce ad arrivare, poi spazza Lo Piccolo, Barone ripropone, ancora Lo Piccolo in anticipo, cerca di far uscire i suoi, resiste ad una carica, poi c'è il fallo di Luna, giallo. Tanto cambia il CUS, va fuori Mortillaro, anzi no, quindi cambio probabilmente rimandato per il momento, quando mancano 7 minuti e mezzo alla fine. Esce adesso Mortillaro, invece entra Billeci. La battuta di Lo Piccolo di questo calcio di punizione, cercato Trapani che inizialmente voleva farla scorrere, poi è stato costretto al controllo, riesce comunque a scaricare su Di Benedetto. Catanese, Sollena, può anche essere zona di sparo quella per lui, Sollena si defila, finta il tiro, poi se ne va, incespica sul terreno di gioco Valentino, cross di Sollena, Moie di testa, prova a indirizzarla, però è morbido e debole il suo colpo di testa, para senza problemi Polizzi che va subito al rinvio. Di Benedetto con l'anticipo, poi il lungo Mazzola dalle parti di Brusca che però non può agganciare perché la palla va fuori. Gabri. Con le mani di Benedetto più lungo che può, colpo di testa, poi Caviglia con eleganza, tocco per Corrao che non la tiene, ancora Caviglia, va giù Corrao. Santoro, può andare Santoro, sbaglia il tocco. E poi Catanese mette il pallone fuori, si è fatto male Corrao. Con la panchina del CUS che a gran voce chiedeva di mettere la palla fuori. Molto stanchi i ragazzi in campo, sia per l'intensità della gara sia per il caldo, decisamente fuori stagione, siamo ormai vicini all'ultima settimana di ottobre, ma qui a Palermo sembra quasi estate. Ancora a terra Corrao,
che zoppica un po', intanto prepara un'altra mossa mister Vittorietti, è pronto Scaccianoce. Poi calcerà. Pallone restituito al CUS Palermo quando mancano poco più di 4 minuti allo scadere del 70°. Qui intanto contatto sul quale l'arbitro lascia giocare, poi non riesce a giocarla da Utilia. Adesso Brusca gioca da riferimento avanzato, da punta, anche se le caratteristiche sono diverse. Qui Scaccianoce, fermato da Vitrano. Ancora Vitrano. Il tocco per Billeci che non riesce a giocarla. Valentino, il tocco per Dautilia che gioca di prima. Arriva Brusca a insidiare, ma Billeci ha la meglio. Moie riesce ad allargare molto bene per Trapani. Trapani allunga la falcata, arriva quasi sul fondo, stezza sul destro. Sempre Trapani si crea lo spazio per il tiro che non riesce ad arrivare in porta. Altro cambio per il CUS con Vetrano che prende il posto di Sollena. Vetrano si mette punta come di consueto. Adesso a centrocampo Billeci Catanese. Qui Trapani non riesce a girarla a Santoro. C'è un controllo sospetto di Scaccianoce che poi rimane giù dopo lo scontro fortuito con Billeci. Vitrano, tocco indietro per Anzalone. Spazio per Catanese che però non si gira, appoggia a De Carli. De Carli la tiene, poi rischia qualcosa di troppo, alla fine commette fallo su Brusca e subisce anche il cartellino giallo. Sul pallone si è portato Scaccianoce che probabilmente la proporrà in mezzo. Classe 2010, il più piccolo tra quelli indistinta da una parte e dall'altra. E allora occhio a questo calcio di punizione con Scaccianoce che propone sul primo palo, cerca di controllare la Brusca che alla fine la scarica. Valentino prova a crearsi lo spazio, ancora si lotta, alla fine allontana De Carli. Catanese appoggia a Trapani. Trapani prova a servire Vetrano che controlla a seguire. Vetrano, contropiede CUS con la palla giocata in avanti, intercettata da Natale, il quale poi riesce anche ad allontanarla, forse subendo anche fallo. Scaccianoce dopo il buco di Benedetto, palla in profondità per Dautilia, l'uscita di Anzalone è perfetta visto che nega l'1-1 all'ATF. Moie dall'altra parte, ultimo minuto in corso, Moie fermato però, poi torna sul pallone, sempre Moie, nuovamente intercettato. E allora ATF che prova a muoversi alla ricerca del pareggio, chiude De Carli, rientra dal fuorigioco Santoro, direttore di gara che non fischia fuorigioco, secondo me ci stava. A terra Anzalone intanto.
Dai, Ciccia! 2 minuti mancano, dai! Ora abbiamo un cambio! Aspetta, Manu, dai. cambio! Manu, Luigi, vai centrale! Ciccio, in avanti! Tanto c'è un cambio, va fuori Caviglia nella TF, va dentro la Vardera. La mossa di mister Vittorietti mette la Vardera che è un centrale. Mette la Vardera che è un centrale e mette Luna a fare la punta di peso. Qui tiro di Moglie, deviato, calcio d'angolo. Sono iniziati 5 minuti di recupero. Moglie dalla bandierina. Tanto arriva l'ammonizione per Moglie per perdita di tempo. Allora si gioca. Santoro sterza, arriva Moglie, sinistro, bloccato da Polizzi. Batte lungo Polizzi. Di Benedetto in qualche modo, poi Billeci. Si gira Billeci, prova a passare, non ce la fa. Valentino per la TF. Valentino, il tocco per Scaccianoce. Scaccianoce resiste, tocca per Filici. Poi Valentino. Cercato Filicicchi in profondità, chiude De Carli, fallo laterale. La rimessa all'alba del terzo minuto di recupero. La palla messa in mezzo, rimane in area e Anzalone la fa sua. Trapani prova a tenerla, viene affrontato fallosamente dalla Vardera, punizione che equivale a oro colato per il Cus Palermo. Billeci con la punizione verso Santoro, il controllo. Santoro va trattenuto da Barone, fischia l'arbitro, punizione, giallo per il capitano della TF. E altro tempo che scorre, sicuramente positivo per la squadra di mister Perrone, molto meno per quella allenata da mister Vittorietti. C'è Moglie sul punto di battuta, 3 minuti e 25 secondi oltre il 70°, quindi sulla carta 1 minuto e mezzo da giocare, forse qualcosa in più. Moglie la gioca all'interno dell'area di rigore per il tiro! È la rete del 2-0, la rete che probabilmente chiude i conti, e ci ha pensato Trapani a segnare la rete che forse regala altri 3 punti al Cus Palermo. Qui l'astuzia di Moglie che ha visto Trapani sullo spazio, quando solitamente si chiede in queste situazioni di guadagnare tempo, di far circolare palla. Qui il numero 20 del Cus ha badato al sodo, ha deciso di andare verso l'area trovando un compagno libero e trovando soprattutto la rete che fondamentalmente chiude ogni discorso. Il Cus si prepara a portare a casa un'altra vittoria, la seconda in altrettante gare interne di questa lunga settimana iniziata con il 3-1 sul Buon Pastore. Altra vittoria, qualora tutto dovesse restare così com'è
con 2 gol di scarto questa volta, sempre se le cose dovessero restare così come sono, con la porta inviolata. La corsa ancora di Trapani sul servizio di Moglie. Trapani tocca per Santoro, controllo non perfetto, azione che sfuma, ma attacco che rimarrà vivo per il CUS per un fallo laterale. Direttore di gara che inizia a guardare il cronometro su questa rimessa di Di Benedetto. Trapani, fermato Trapani, poi cerca di passare Scaccianoce ma viene fermato. Trapani, controllo, va giù senza subire fallo e per l'arbitro basta così, vince ancora il CUS Palermo, che ottiene 3 punti importanti contro la TF. I gol di Gowa all'11° del primo tempo e di Trapani nel corso del recupero, al 3° minuto di recupero, oltre il 70°. È stata una partita molto divertente, ben giocata da entrambe le squadre. Ha avuto la meglio il CUS, che ha saputo resistere, ha saputo gestire soprattutto il ritorno degli avversari nel secondo tempo e alla fine ha portato a casa 3 punti per una classifica che sorride sempre di più ai ragazzi di Mister Perrone. Il nostro weekend in diretta non finisce qui. Alle 15, sempre da questo campo, qui dal santo canale di Tommaso Natale, CUS Palermo Leonfortese, eccellenza girone A, 7ª giornata. Ovviamente nel corso della serata di oggi, della giornata di domani, tutti gli highlights delle gare che abbiamo seguito in diretta e non con le telecamere di Sportisili, invitandovi ancora una volta a seguirci sul nostro sito www.sportisili.it, sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e anche TikTok, oltre che a iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi neanche un contenuto da noi prodotto, e nel ringraziarvi per averci seguito. Da Francesco Cammuca